Ok, pare che siamo live. Ok, eccolo qua. Condividi. Ok, viene così, guarda. Perfetto, va bene. Ok. Non posso... ok. Va bene, dai. Va bene così. Per tenere un po' sotto controllo posso fare così. Ah, no. No. Per informazione. Che due palle. Ok. Andiamo, possiamo andare. Basta. Questi cazzo di Rafador. Quanti fps ha la telecamera? Chi è? 30. Ma chi? Ah, Peppe. Adesso 60. Adesso 60. Beh, ma io ho paura che non sia un problema di telecamera. Ma di connessione? No, del computer, non è manco di Ah. connessione. La connessione che non mantiene la condivisione schermo. Ma perché non condivide bene? No, vedi, è meno fluida, guarda. Vedi là. Ah, ok. Posso fare una prova? Ok. Beh, vedi adesso il computer, ragazzi. Lo facciamo sul foglio e lo mostriamo alla fine, va bene? Vabbè, seppure... Adesso sì, lo sapevi. È un computer. E il PC, beh, non fa niente. Ok, non posso fare la condivisione schermo, non ce la fa il mio portatile, non c'è niente da fare. Non ce la fa. Accanto computer. Va bene. Scriviamo la settimana scorsa sul foglio e poi mostriamo il foglio perché penso sia l'unica soluzione. Che dici? Quindi scrivete bene e chiaro. Va bene, ho capito. Allora, Scrivi tu o vado a prendere pure il mio? no, scrivo io tutto. Ok, intanto vediamo un attimo se si è staccato. Adesso partiamo seriamente. Ok, vabbè, chiusi, accedi, devo fare l'accesso. Che facciamo prima il recap della scorsa settimana. Ce l'hai segnati, eh? Ci ho segnato tutto, sto recuperando la bolletta pazza perché naturalmente non me la sono segnata. Apri un attimo, tu apri un attimo la serie A. Già aperta. Ok, e possiamo partire, poi dopo andiamo a scrivere. Bene, possiamo partire. Andiamo. Ci siamo. Bello, bentornati in questa nuova puntata di Calcio Espresso. Dopo qualche piccolo problemino tecnico partiamo finalmente con i pronostici della 33esima giornata. 33, siamo quasi alla fine. Meno 6. Partiamo dai pronostici, la bolletta pazza, consigli di fantacalcio come sempre, ma prima, questa volta, a parte ricordarvi di mettere mi piace se vi fa piacere, e di commentare, di chiederci qualsiasi cazzata vogliate, andiamo a fare il recap della scorsa settimana. Che cosa abbiamo Dove Vincenzo stava per ingarrare un nome al 92esimo. Partiamo con questo. Parti con Porca quello. puttana, perché in Como Torino, io avevo detto che Ilic sarebbe stato un buon, diciamo, consiglio per il fantacalcio, e al 92esimo ha segnato Ilic. Se non fosse che il VAR ha deciso che Biraghi aveva toccato. Mi contatta e dice: Andrea, ha segnato Ilic. No, è una stronzata. Weber ha segnato Ilic. Poi no, l'hanno annullato. Comunque io avevo preso il gol di Ilic, il Torino non partiva manco titolare, però l'hanno annullato perché Biraghi ha fatto per, come si allora, partiamo mando alle ciance. Vai alla, se possibile, alla scorsa settimana, per favore.
Andiamo con la scorsa settimana, ragazzi, e partiamo con Udinese Milan 0-4, dove abbiamo messo sul 2 del Milan, la bolletta presa. pazza era qui, eccola qua, non l'ho aperta giustamente, eccola qui, era esattamente questa. No, questa è che là, diciamo che l'hai segnato. La bolletta dei gol era, troppi bulletti. Macello, ok. Eccolo qua. L'avevamo preso. Avevamo preso 2 fisso del Milan, l'avevamo beccato. Quello che non avevamo beccato era il gol dell'Udinese, perché avevo detto che segnava l'Udinese, invece l'Udinese ha fatto cagare. Infatti anche Peppe, insomma, si è bestemmiato per questa cosa, perché ci eravamo giocati il gol dell'Udinese per una nostra situazione. Sul velluto il Milan incredibilmente sul velluto. 4 sconfitte consecutive. Abbiamo beccato il gol di Leao, che avevamo detto che segnava Leao, e l'abbiamo beccato, ragazzi, la settimana scorsa. Infatti Peppe dice no sense e sono comunque d'accordo. Venezia Monza pure l'abbiamo presa, avevamo detto l'1 fisso e abbiamo beccato, non abbiamo beccato un cazzo. No, i giocatori non abbiamo beccato niente, diciamo. Oristano, Nicolussi, no, non abbiamo beccato niente, quindi poi possiamo andare avanti. Inter Cagliari l'avevamo presa un 1 fisso, naturalmente, e non l'abbiamo beccato, nessun gol. Perfetto. Barella, Cialanoglu, Caprini, neanche Augello. Piccoli, però Augello ha fatto l'assist. Quindi in chiave fantacalcio qualcosa abbiamo stato preso. Interessante. Juventus Lecce, abbiamo beccato l'1 della Juventus. Assolutamente sì, vabbè, abbastanza facile. Non abbiamo beccato nessuno. Che avevamo detto Vlahovic, Nico Gonzalez, Gallo, Banda o Cess. A posto. Atalanta Bologna invece avevamo detto il 2. Atalanta Bologna avevamo messo X, invece va a vincere l'Atalanta. Reteghi l'avevamo presa. Abbiamo beccato Reteghi e basta. Fiorentina Parma non l'abbiamo beccata, ma non vai mai a pensare 0-0. Che la Fiorentina vada a pareggiare. Così come Verona Genoa 0-0. Ma su 2 partite due partite assurde, quindi possiamo sorvolare. Il Como Verona Genoa avevamo messo X, l'abbiamo presa. L'abbiamo presa. Che cosa abbiamo? Fiorentina Parma Verona Genoa avevamo preso l'X, quindi ottimo. C'era Como Torino 1 e l'abbiamo presa per perdere. Io avevo beccato Duvicas, ma non l'ho messo al fantacalcio, ho perso la partita deficiente. Ok. E tu avevi beccato Ilic, cioè la stessa partita avevamo beccato gli stessi marcatori. Lazio Roma, tu avevi detto 2, alla fine è finita X e non abbiamo beccato nessuno. Sule. Sì, abbiamo preso Sule. Abbiamo beccato Sule. Gol di Sule, ragazzi, gol di Sule. Quindi e poi Napoli, che non abbiamo giocato, però abbiamo beccato McTominay, che ha fatto addirittura doppietta, ragazzi. Incredibile, veramente incredibile. E questi sono, diciamo, il recap abbastanza veloce della scorsa giornata, e adesso possiamo partire con la 33esima giornata. Mi vado a segnare un attimo le cose, in modo che... Allora, cominciamo a parlare di Lecce Como, così. Lecce Como, che è la partita di stasera. Dovrebbe essere di venerdì, giusto? Sì. Lecce di stasera. Aspetta. La bolletta. No, è di domani, giocano, non c'è più anticipo. Giusto. Perché fanno sabato e domenica di Pasqua. Quindi di domani alle 3 Lecce Como. Il Como, secondo me, l'obiettivo del Como è quello di arrivare al 10° posto. 10-11° allora, posto. L'obiettivo del Como, intanto, è quello di... vado anche a recuperare la situazione. Ho fatto un casino. Scusatemi. Anzi, no, io non ti metto questo qua, ma ti metto questo. Tutto meglio. Perché almeno così abbiamo sott'occhio un po' tutto. Eccoci qua. Allora, Lecce Como, sì, il Como ha l'obiettivo di arrivare, diciamo, alla decima piazza, per così dire. E dista solo 4 punti. Un poco, tendenzialmente relativamente salvo, comunque una squadra che gioca bene si salverà. Ma per la bolletta pazza io voglio dare un po' di fiducia a Lecce, che ha assoluto bisogno di punti. A 2 punti dal 18° posto. Sì, e tra l'altro il Lecce diciamo, appunto, per la salvezza, dato che ha tanto bisogno di punti, le partite in casa per me sono fondamentali per queste squadre. Quindi io mi viene da dire per la bolletta pazza l'1 del Lecce. Anche se il Lecce segna solo, è il peggior attacco, 23 gol. È vero. Però voglio dare fiducia a Maestro, che è l'unico. Maestro Giampaolo. Quindi vedrei nella bolletta pazza, ragazzi, diamo 1 al Lecce. Quindi 1 fisso. Nella bolletta fa pronostici al contrario. Io dico che il Como non perde, quindi X2 nella bolletta, le pronostici al contrario. Mentre per i giocatori, e secondo te chi è più probabile che segna, il Como o il Lecce? Il Como. Ok, quindi Como gol. Il Como. Anche se poi c'è il fattore casa, però il Como, ci giochiamo il gol del Como. E io questa volta no, cambio.
Allora, io ti dico effettivamente Krstovic per il Lecce, per il consiglio del fantacalcio. No, ragazzi, ti volevo dire un'altra volta per Duvicas, però no, voglio cambiare. Lo metto al fantacalcio fisso titolare, ma stavolta sì e non segnerà. E allora, per il Lecce ti dico, chi cazzo è questo? Cazzo, è vero. Chi è il 10 del Lecce? Ah, Cosola. No, ma c'è stato... Vabbè, non lo so. Vabbè, io ti dico comunque Tete Morente per il Lecce. Per il Lecce, okay. E Nico Paz. Allora, tu dici Nico Paz per il Como. Ok, io metto a destra i tuoi e a sinistra i miei qua, va bene? Va bene. Così ci ricordiamo pure. Perfetto. E io ti vado a dire per il Como Strefezza col gol dell'ex. La dura legge dell'ex, ok? E quindi per Lecce Como, insomma, questi sono un po' i pronostici. Andrea dice che il Como non perde, io penso che il Lecce vinca. Potremmo anche dirci che io vado sulla pazzia e io vado per il ragionamento, per la razionalità. Per la razionalità. E come fantacalcio quindi abbiamo detto Krstovic, Tete Morente, Strefezze, Nico Paz. Ragazzi, ogni tanto vi mostriamo il quadernino, anche se insomma non so quanto potete leggere. Detto poi questo, cerchiamo di risolvere questo problema magari lo risolveremo nelle prossime live, sicuramente nelle prossime puntate. Andiamo con una partita di cui non faremo il pronostico, no. Che sarà Monza-Napoli. Vabbè, per chi se lo vuole giocare, allora, allora ragazzi, diciamo la logica vuole che facciamo pronostici al contrario. Napoli la vedo difficile che perda a Monza, una squadra praticamente già retrocessa. Se succede una cosa del genere penso che mi sparo probabilmente. No, vabbè, sarebbe una cosa veramente strana. Sarà un suicidio di massa. Esatto, quindi andiamo a dare direttamente consigli del fantacalcio perché evitiamo i pronostici. Con il computer di Rosalba dice perfetto, non hai tutti i torti. No, ma infatti quello pensavo, potremmo proprio utilizzare pure il mio computer, lo portiamo, vediamo un po'. Possiamo provare. Allora, per quanto riguarda il fantacalcio, vai prima tu. Vado prima io. Allora, per vedi il se Monza, dici lo stesso nome mio. Per il Monza ti vado a dire Pedro Pereira. Molto esotico. Bravo, esotico, per andare un po' di esoterico. E mentre per il Napoli ti vado a dire che secondo me ha bisogno di sbloccarsi David Neres. Sapevo. Vai. Allora, tocca a te. Mi hai tolto Neres perché io sono convinto che lui segnerà in questa partita. Speriamo. Non vado sugli attaccanti, voglio andare sul nome che Rafa Marin. Wow, proprio questo, ragazzi, questo nome per il fantacalcio non è esotico, è esoterico proprio, cioè proprio è nell'etere. E per il Monza? Per il Monza Pro. Anche può scrivere Pro. E siamo tutti d'accordo che chi se lo vuole giocare si dovrebbe giocare il 2, giusto? X2, bolletta facile, per la bolletta facile pronostici al contrario, forza X2 è la doppia chance, perché là noi abbiamo sempre dato per la doppia chance. Chi vuole fare la bolletta pazza va sul 2 fisso, naturalmente. Ridici Neres e fa doppietta. Ridici Neres e fa doppietta, ok. Allora se vi dico Neres fa tripletta. E diciamo Neres, dici Neres fa quadripletta. Comunque passiamo. Superato lo scoglio del Napoli, questa alla partita delle 20:45 Roma-Verona. Vabbè, ragazzi, allora aspetta, analizziamo un attimo la classifica e la Roma sta a 54 punti. Allora, la situazione per me è molto semplice. Il Verona è relativamente non tranquillissimo, però è praticamente quasi salvo. La Roma ha assoluto bisogno di vincere per centrare l'Europa. Gioca in casa. Per me, io ti dico bolletta pazza da parte mia, ti dico uno fisso. E bolletta facile, pronostico al contrario, la Roma non perde, quindi 1x, quindi diciamo siamo abbastanza d'accordo. La Roma se vince va a 57, si riporta a ridosso della zona quarto posto, deve vincere. Deve vincere, la Roma deve vincere, non è che deve assolutamente vincere. Per quanto riguarda il fantacalcio, vuoi andare tu? Vado io e ti dico Manu Koné per la Roma. Per la Roma e Duda per il Verona. Diceva Andrea perché gliel'avevi rubato. Ok.
E dicevi per la Roma? Duda. E Duda per il Verona. Invece io vi vado a dire Pellegrini per la Roma. È il capitano. E per il Verona, ma Coppola potrebbe... Un colpo di testa. Un colpo di Coppola. La Coppola in capo. E questo è Roma-Verona. Qua è bello. Anticipo delle... No, nessun anticipo. Magari sta a giornata. Beh, meglio così. Alle 15 di domenica c'è invece... Ah, ma perché giocano a Pasquetta sti pezzi di merda. Sì, giocano a Pasquetta. Io pensavo che facessero sabato e domenica. Ho sempre giocato a Pasquetta, sempre e comunque. Che rottura. Tutti si dimenticano sotto che a Pasqua e Pasquetta giocano. Empoli-Venezia alle 15, l'unica partita delle 15 di domenica, una partita importantissima per la retrocessione. Quindi qua sì. Partita tosta, veramente tosta. Allora, hanno entrambe bisogno di vincere. Io però ti dico che l'Empoli ha più bisogno del Venezia di vincere. Il Venezia però viene dal suo canto in una forma strepitosa nelle ultime partite. Quindi secondo me il Venezia ha più possibilità di vittoria anche se gioca fuori casa. Ti dico. Dici? Io ti dico di sì. Anche se l'Empoli mi dispiace, ma se fa cartelle chi stanno? La vedo in seria difficoltà. Con tutto che è una squadra, secondo me, da Serie A, da salvezza, giocatori importanti, di prospettiva. Non lo so. Io ti dico un X2. Cosa no? Povero Sebastiano Esposito. Ma per quello mi dispiace per Sebastiano Esposito. Allora, se tu prendi Fazzini, Sebastiano Esposito, Colombo, cioè ci sono giocatori, il nostro Marianucci, possiamo dire che è il nostro Marianucci? Diciamolo che è il nostro Marianucci. Però... Allora, io ti dico per la bolletta pazza e secondo me pareggiano. Si patta. Secondo me pareggiano. Secondo me si annullano. Perché secondo me avranno così paura di farsi male che alla fine la ci può stare come bolletta pazza, però ti dico come che è una squadra è un out. O stai dentro o stai fuori. Secondo te chi non perde? Non perde il Venezia. Ok, quindi per il collettivo e per lo stato di forma. Per te un X2. Io ti dico che secondo me, nonostante l'X, io ti dico che comunque l'Empoli segna, quindi vado a scrivere per il gol Empoli. Gol di Sebastiano Esposito. Per la bolletta gol, la cosiddetta bolletta gol. Ok, passiamo al fantacalcio? Passiamo al fantacalcio. E io ti dico come nome dell'Empoli Sebastiano Esposito. Io ho proprio Esposito per Andrea. E come nome per il Venezia ti dico Ellerson. Tutti i nomi facili, Andrea, oggi, grazie. Comunque Kill. Numero 77. Io invece per il fantacalcio, ragazzi, vi vado a dire Grassi per l'Empoli. Non segna dal 15-18. Appunto. E nelle ultime uscite anche contro il Napoli lo vedevo abbastanza in palla. Sì, abbiamo rischiato. Mentre per il Venezia vi vado a dire Oristanio, che ragazzi qualcosa deve cominciare a dimostrare Oristanio se vuole anche restare in Serie A prescindere dalla salvezza o meno. Queste qua sono anche partite in cui loro si devono mettere in forma in mostra per eventuali acquisti a giugno di squadre di media bassa classifica. Esattamente. Passiamo a una partita che chiaramente ci vede abbastanza interessati da vicino. Okay, Bologna-Inter domenica alle 18. Bologna-Inter partita. Allora, questo l'ho pensato anch'io, anche se devo dire, allora, l'Inter naturalmente ha giocato anche in Champions, questo lo sappiamo, lo sanno tutti, e sicuramente avrà ed è passata meritatamente, aggiungerei, perché questa cosa vorrei specificarla, perché e non lo dico perché sono contento, perché chiaramente perché il solito, come diciamo sempre, perché così l'Inter è stanca. No, allora l'Inter è passata ed è passata meritatamente, perché comunque andare a vincere a Monaco è già un'impresa, e tornare in casa andando sotto, l'ha recuperata un paio di volte, ma se ragazzi, meritatamente capire passata quanto è forte mentalmente la squadra. Allora, mentalmente è fortissima, di organico è molto forte.
naturalmente, come abbiamo, diciamo, è la squadra da battere in generale. Potrebbe avere qualche difficoltà, comunque va Bologna che viene dalla sconfitta con l'Atalanta, Bologna che non vuole... si può permettere ecco, troppi passi falsi negli scontri diretti. Anche perché questo non è uno scontro diretto, però ci siamo. No, è uno scontro diretto, è una partita comunque di alta classifica e il Bologna deve, se vuole essere ancora Peppe ha scritto: se esce l'X è fortunata l'Inter. Peppe, no. Chi ti crede? Se il Bologna vuole tenere, lui lo dice in maniera, cioè, nel senso, con cognizione di causa, però lui lo dice con cognizione di causa, cioè non parla sempre in maniera oggettiva. Bravo Peppi. Se il Bologna non vince questa partita, perde la corsa, il treno, sì, lo perde. Sono onesto, duriamo 50 minuti. No, credi, ultimamente ti stavo capendo. L'Inter farà una bella partita, però il Bologna è tosto. Il Bologna, se si mette in testa nel collettivo di fare una buona partita, è difficile da arginare, soprattutto se giochi in casa. Esatto, diciamo che il fattore casa ti sposta molto gli equilibri. Il Bologna sicuramente aggredirà. Se fosse stato l'Inter-Bologna sarebbe stato diverso. Allora, tutto dipenderà da quanto riuscirà ad essere compatta l'Inter in difesa, cosa che solitamente gli riesce comunque piuttosto bene, sì. E perché il Bologna, ripeto, aggredirà, sarà in casa, vorrà fare una grande prestazione per tanti motivi. Quest'anno l'Inter in difesa ha mostrato qualche lacuna. Dipende dalle partite. Dipende dalla partita. Però il Bologna è molto aggressivo, è molto uomo su uomo, gioca molto in velocità, molti fraseggi, quei 4 là davanti cambiano continuamente di posizione. Abbiamo visto anche una partita contro di noi. Non sai se è Odegaard quello che è prima punta o la fa qualcun altro, Dallinga, eccetera, eccetera. Poi c'è Castro che per me Peppe dice una speranza solo perché non mi aspettavo finisse così Atalanta-Bologna, non credevo il Bologna facesse così poco. Allora, non ha fatto poco il Bologna secondo me, l'Atalanta ha fatto quei 2 gol e ha fatto una partita diversa rispetto allo stile Atalanta, rispetto al DNA Atalanta, è stata molto più guardinga in difesa. Il Bologna ha fatto quello che doveva fare, l'Atalanta veniva comunque da 3 sconfitte consecutive, se non dava un messaggio in una partita del genere contro il Bologna e perdeva un'altra partita, sarebbe stata una catastrofe, un crollo totale. Onestamente nemmeno mi aspettavo finisse così Atalanta-Bologna, è pur vero che effettivamente io la partita non l'ho vista Atalanta-Bologna, però effettivamente l'Atalanta sembra aver fatto quei 2 gol e poi diciamo non è stato il rullo compressore di sempre. Comunque io per la bolletta palza ho messo X Bologna-Inter perché secondo me effettivamente ci può stare. Credo che il Bologna il gol lo segni contro l'Inter, nel pronostico al contrario, non mi voler male Peppe, ma io credo che sia l'Inter non perde, quindi X2, ok. Per dare proprio adito alla forza dell'Inter. Vabbè, ma ci sta, ragazzi. Energie mentali dopo le Champions lasciando stare le energie fisiche, ma energie mentali post Champions. Il passaggio del turno in Champions qualcosa ti dà a prescindere. Comunque, giocatori, fantacalcio. Allora, vai tu? Vado io? Chi mi dici? Toto Castro. Per il Bologna. Castro per il Bologna. E il suo alter ego, Lautaro Martinez. Lautaro per l'Inter. Ti piacerebbe Peppe vederlo all'Inter? Castro? No, a Peppe piacciono giocatori più possenti, più forti, più fisici. Castro secondo me non è proprio il suo attaccante ideale. Quindi Lautaro neanche il tuo attaccante ideale? Ma non è il suo attaccante, diciamo, però se consideri che Lautaro, cioè Thuram è l'attaccante, Lautaro gli agisce vicino. Sì. Esatto, Staz è la parola chiave, vedi, per lui, esattamente. Per quanto riguarda me, per il fantacalcio, vi vado a dire Odegaard per il Bologna. Lo metti poi titolare? Probabile. Odegaard per il Bologna, mentre per l'Inter vi vado a dire Bastoni. Bastoni, perché i calci piazzati per l'Inter sono sempre fondamentali. Infatti contro il Bayern sono sempre fondamentali. Preferisco Thuram, infatti l'ha detto naturalmente. Secondo me Thuram è più forte di Lautaro Martinez. Altra partita spaventosa in questo turno, altra partita spaventosa è Milan-Atalanta, partita incredibile sotto certi punti di vista. Stavo vedendo la classifica e il Milan rischia grosso, perché se il Milan perde contro l'Atalanta
Allora, il Milan, 5 partite dalla fine si trova anche molto in difficoltà per arrivare alla Conference. Allora, lo abbiamo detto già da un paio di giornate, in realtà il Milan dalla giornata scorsa alla fine deve vincere è sempre ultima spiaggia, sì. E ultima spiaggia sempre, deve vincere per sperare in una Conference o in Europa League con un po' di culo. Sì. Per andare in Europa, anche se io fossi nel Milan probabilmente preferirei non andare in Europa sotto certi punti di vista, però sono discorsi molto molto pericolosi da affrontare. Il Milan deve vincere, l'Atalanta non deve perdere innanzitutto, ma gli converrebbe vincere, quindi un'altra partita che secondo me potrebbe avere come X il risultato. E io te la vado a mettere subito come bolletta pazza. Ok, e io ti dico Tanti però pronostici me, al contrario, dovevamo prendere la giornata di 2 giorni fa, esatto. 7 pareggi Coppa D. Pronostici al contrario ti dico che l'Atalanta non perde, quindi è 1x. Ok, infatti ti dico che l'Atalanta segna contro il Milan. Va bene, sicuro, anche perché la difesa del Milan fa con la difesa del Milan è durata con l'Udinese. Ma perché era l'Udinese? Ma secondo me l'Udinese non era proprio in giornata, non credo che questa... che diciamo che non questa lo cosa è continui molto. Per quanto riguarda il fantacalcio, ma io ti vado a dire proprio così, all'impronta Jovic per il Milan. Jovic per il Milan e per l'Atalanta ti dico Quadrado. Lo so, lo odio. Quadrado o Tondo? Mamma mia. Tu ti dici Quadrato e io ti dico Gabbia con un colpo di testa per il Milan. Per l'Atalanta invece Ederson, che è un giocatore, un centrocampista totale, fortissimo, lo vedrei benissimo a Napoli. Bene. Andiamo con... Stiamo andando molto spettiti, forse anche troppo. Infatti. Torino Udinese. L'anticipo di Pasquetta alle 12:30, una partita che potrebbe anche essere cancellata dal calendario perché queste due squadre non faranno un emerito azzo. No, vabbè, nel senso che sono due squadre che non hanno nulla da chiedere al campionato. Io mi incazzo perché certe volte quando si arriva a fine campionato determinate squadre, vedi l'Udinese, vedi anche il Torino, staccano la spina, stanno bene all'11°, al 10°, al 9°, al 10°, 12° posto e chi si è visto. Andri, che tu cazzo, c'è una cosa normale, nel no, senso che ma ormai perché poi finito... si lamenta il fatto che non è allenante la Serie A. Vabbè, ma dai, per arrivare a fine campionato che cazzo vuoi fare? Cioè, sono due squadre che ormai non hanno assolutamente nulla da chiedere. C'è un motivo di orgoglio, se tu vai in campo te la giochi quella partita a prescindere da chi è l'avversario. Però appunto magari giochi, anche a volte giocano in maniera un po' più spensierata, provando a fare delle situazioni e magari a volte perdono perché, per esempio, posso pensare, non l'ho vista la partita, che l'Udinese va a perdere 4-0 col Milan perché magari provano a giocare anche d'attacco e vengono infilati continuamente. Però, diciamo, ci può stare, posso capire il discorso che comunque fai. Intanto, comunque, sono tutte e due le squadre che stanno a 40 punti. 10° Torino, Udinese all'11° posto. Tutte e due le squadre hanno 36 gol fatti. L'Udinese subisce di più, 46 gol. Ma X. Io ho messo 1 nella bolletta pazza. Cioè Torino, sì. Secondo me il Torino alla fine la sfanga. Allora fai bolletta pazza 1 e bolletta pronostico al contrario, il Torino non perde 1x. 1x ci può stare, ripeto, il Torino secondo me alla fine la porterà a casa perché non mi ricordo bene, l'ultima giornata non ha vinto il Torino. Il Torino ha perso contro il Como. Tutte e due ha perso anche l'Udinese. Ha perso anche l'Udinese 4-0, però il Torino in casa. L'Udinese viene da 4 sconfitte consecutive e poi non vince dalla partita contro il Parma del 1° marzo. È tanto tempo, quasi 2 mesi. Quasi da quando era quasi mi fai cambiare il pronostico. Quando era a ridosso della zona Europa, per così dire, contro il Milan, anche colato a picco, è stato là al 10°-11° posto e la sta a 40 punti. Quindi o restiamo con questo pronostico qui oppure non saprei. Ok, Peppe, controlla adesso, vedi adesso da adesso come va. Sì, perché mi ha detto una cosa. Allora, ok, non so, io resterei con adesso con l'uno del Torino. Così, le prime impressioni sono sempre quelle migliori. Adesso 1 Torino e andiamo con i consigli del fantacalcio.
Peggio. Peggio così? Peggio. Come fa a essere peggio così? Mettilo qua. Prova, salve. Vabbè, non tocchiamoci, non toccarlo. Ok. Quindi andiamo con i consigli del fantacalcio. Vai tu? Vado io e ti dico Casadei per il Torino. Ok. E ti vado a dire Lucca ancora una volta per l'Udinese. Io per l'Udinese ti dico Atà. Mentre per il Toro? Casadei. No, da Casadei hai detto tu, scusami, hai ragione, mi hai tolto un altro nome. Caramù. Perché io lo porto titolare, poco ne sai. Perché probabilmente Vlasic è ancora infortunato. No, Vlasic è morto. È morto Vlasic. È morto Vlasic. Se siete fermi, pare che quando vi muovete lo fa. Se siete fermi, limpidissimo. Ok, vabbè, questa cosa poi sempre la risolveremo. Allora, intanto fai vedere. Andiamo un poco esatto. Andiamo a far dare un'occhiata al quaderno, ragazzi. Non so se riuscite a leggere, non sarà facile farvelo leggere. Adesso sì, eccolo qua. Questi sono i risultati per il momento, le cose che abbiamo detto fino ad ora, diciamo, dei nostri pronostici. Legge ovviamente al contrario, questa cosa mi dispiace molto. Lo so, Peppe, che è al contrario, questa cosa non so perché. È al contrario? Devo vedere per la telecamera, allora è un problema di... Risolviamo questo problema. Risolveremo anche questo problema. Tutti i problemi. Ok, no, è una cosa in realtà che si può risolvere abbastanza facile. Aspetti, sì, infatti, fai... specchiare la cam, non posso farlo adesso. Ok, andiamo avanti con Cagliari-Fiorentina in terra sarda. Aiu. Cagliari-Fiorentina. Il Cagliari va a giocarsi la partita contro la Fiorentina, è a 30 punti al 15° posto. Non dico che è salva, però è in zona tra virgolette tranquilla, a meno che non cambi qualcosa in queste giornate. È a 6 punti dal 18° posto. E la Fiorentina viene dal passaggio in Conference League. Secondo me l'obiettivo della Fiorentina è quello di vincere la Conference League e quindi andare in Europa League. 0-2. 0-2. Ragazzi, risultato fisso 0-2 Cagliari-Fiorentina. Poi secondo me esce. Se esce è divertente. Se esce, è bravo, infatti. Soprattutto se esce io perdo la bolletta, perché poi hai messo uno. Io ti dico che il Cagliari vince. No. Io ti dico il Cagliari vince. Allora fai così. Cagliari vinci bolletta pazza, va bene. Io ti dico però pronostico al contrario, facile, X2. Ok, ci sta, è naturale. Io dico il Cagliari vince. Secondo me il Cagliari vuole mettere, scusate, ma il raffreddore, quindi a volte... A chi lo dici? Ecco qua, 100 euro sopra. Beh, da così, secondo me ce l'ha mai qua. Comunque, dicevo, il Cagliari secondo me vince perché vuole mettere al sicuro la salvezza. È un'ottima occasione in casa con la Fiorentina, che viene da un pareggio non proprio spettacolare contro il Verona, mi pare, 0-0. No, spettacolare, del merda. Contro il Parma. Viene da un pareggio con passaggio del turno, ma pareggio contro il Sele, che non è questa favolosa squadra in Conference League. Quindi secondo me il Cagliari, approfittando di una serie di situazioni, potrebbe portarsela a casa, anche se la Fiorentina vi dico che il gol lo farà. Sì, lo fa. Per quanto riguarda i consigli del fantacalcio, andiamo a dirvi. Io ti dico Zito Luvumbo. Il Luvumbone per il Cagliari. E Rolando Mandragora, che viene anche dal gol in Conference League, segnerà anche in Serie A. Ci può stare. Io invece vi vado a dire, ragazzi, Zortea per il Cagliari. Bella stagione questa. Bella stagione, tra l'altro un po' che non porta bonus, secondo me si può sbloccare. Sì. E vi vado a dire, vabbè, vi dico Ken, ci sta Ken. Vai sul sicuro. Vado sul sicuro in questo caso. L'usato garantito. Ragazzi. Ci sta l'usato garantito. Genoa-Lazio, passiamo avanti. Il Genoa è in caduta. Il Genoa, scusami, la Lazio è in caduta libera. Infatti per la bolletta pazza io all'impronta dico 1. No, ma anche perché ieri mi sono visto la partita contro il Bodo Glimt. Tra l'altro si era salvata praticamente all'ultimo secondo e poi l'ha buttata sui rigori. Assolutamente. Quindi la batosta mentale ci sarà sicuramente. Allora, peccato perché se perde contro il Genoa, che non ha nulla più da chiedere al campionato, perde il treno Champions sicuro. Allora, ti dico, lo sai perché ti dico Genoa? Ti dico per una serie di motivi. A parte che il Genoa è una squadra tosta, ok? Sì. È una squadra molto tosta.
da affrontare. Contro il Genoa, mi pare di sì, però forse in casa. Sì, non mi ricordo, vabbè, scopriremo. Comunque il Genoa è una squadra molto tosta, gioca comunque abbastanza bene, Vieira ha trovato la quadra su tante situazioni, cosa che non mi aspettavo, ti dico la verità. Io ritenevo un errore aver mandato via Gilardino, però a quanto pare, come vedete, spesso perché non ci capiamo un cazzo di calcio in generale, cioè nel senso, per quanto non ci possa capire, evidentemente alcuni ci vedono molto meglio. Infatti, la Lazio in caduta libera relativa, nonostante una prestazione inconvincente nel derby, ma la Lazio in realtà è in caduta o comunque in discesa da parecchio, io direi da gennaio, da quando praticamente, anche per capirci, Nuno Tavares è sceso nettamente nelle prestazioni, cosa che io mi aspettavo purtroppo che scendesse, non vi dico purtroppo che ne devo fare da calcio, che scendesse le prestazioni, si è avuto anche un paio di infortuni abbastanza antipatici. Quello che l'hanno frenato parecchio. Secondo me poi da là non hanno trovato determinate giocate, determinate linee di passaggio. Castellanos pure era fuori infortunio, ieri comunque ha giocato più... Un po' sono mancati degli elementi, un po' con la testa se n'è andata a cagare, insomma... Diciamo che nella prima parte della stagione hanno volato sull'entusiasmo, hanno giocato sull'entusiasmo di una parte di stagione molto positiva fra l'Europa League e il campionato. Dopodiché secondo me comunque la squadra è quella che è, non è una squadra da top classifica nelle prime 4 posizioni, per intenderci. La Lazio no. Ed è scesa a picco, avendo poi le energie fisiche mancanti. La Lazio, io fino a gennaio avrei detto che si poteva giocare anche con un posto in Champions se continuava così. Poi però pensavo e sapevo che sarebbe comunque calata parecchio. Adesso io vi dico, dal mio punto di vista, è una squadra che può ambire al massimo all'Europa League, ma considerando come corrono le altre al momento, la vedo dura. Vedo dura. Sia per l'Europa League sia per la Conference. Cioè, perché se continua così è pericoloso. Secondo me Lazio e Fiorentina saranno quelle che si contenderanno l'Europa League, la Conference League. Sì, penso Bologna, Juve, Atalanta. La Roma io la vedo mentalmente spedita verso altri lidi. La Lazio e Fiorentina si giocano la Conference. Sì, ci sta. Quindi bolletta pazzo, ho detto, io vado sull'1 per il Genoa. Facciamo che pronostico al contrario per il blasone. Io ti direi, essendo un qualcosa di più facile, un X2. X2, ok, ci può stare. E andiamo per i consigli del Fantacalcio. Per i consigli del Fantacalcio, i fantaconsigli. Il Dele Bashiru, se gioca titolare, Bashiru, ok, per Lazio, mentre Fabio Miretti per il Genoa. Per quanto mi riguarda, per il Genoa, io invece ti vado a dire Vasquez per il Genoa. Grande, il mexicano. Lo metterò titolare? Probabile. Vasquez per il Genoa e ti vado a dire Pedrito per la Lazio. Giocatore di una discreta esperienza, ragazzi. Discreta esperienza. Attenta a P. Ultima, lunedì alle 20:45. Vabbè, Parma Juventus. Sembra facile, Juventus, ma secondo me non sarà facile. Allora, sembra, ma non lo è. Non è una partita di facile lettura, secondo me. Naturalmente la Juventus sta andando abbastanza sulle ali dell'entusiasmo, entusiasmo relativo, però comunque come abbiamo detto la settimana scorsa, Tudor ha ridato un po' di linfa vitale, no? Questa squadra, un po' di juventinità, un po' di linfa vitale, nel senso che sai, si era un po' persa, erano tutte facce cupe, adesso sono tutti un po' più felici, bla bla bla. Cosa non di poco conto ha messo Vlahovic al centro dell'attacco. Ibiza gli ha dato un po' di linfa, Cop Meners l'ha ruota a mezza, in un certo senso. No, secondo me Cop Meners temporaneamente lo sta proteggendo perché ha fatto una stagione brutta, Cop Meners fino ad ora, penso che arriverà brutta anche se segna 40 gol da qua alla fine, perché comunque ha fatto cagare in tutto il resto delle partite, e lo sta proteggendo perché deve proteggere chiaramente l'investimento fatto dalla Juve e proteggere comunque un calciatore che è forte, ragazzi, al di là della stagione tragica che ha fatto fino ad oggi. Cop Meners è forte, non penso si possa dire diversamente. Sì, è forte, però sono sempre i giocatori che escono dalla gestione Gasperini che quando vanno al di fuori dell'Atalanta diventano dei giocatori incognita. Allora, passano 20 anni, ma in Parma Juventus c'è sempre un tram in campo. È vero. Ciao Francesco.
È vero. Ciao Francesco, tutto bene? Sì, è vero, c'è un Thuram in campo in Parma. È incredibile, tra l'altro è anche in Parma Inter un paio di giornate fa c'era un Thuram in campo, se ci pensi. Comunque Thuram ha fatto 2 figli, uno più fortunato. A quanto pare, insomma, l'attaccante sembra un po' più forte. Vabbè, perché gioca in attacco, ma Thuram Kefren l'avrei preso volentieri a Napoli. L'ho sempre pensato. Vabbè, andata così. Chiamiamo Giuntoli. No, ormai Giuntoli che ce lo dà. Vabbè. Allora, detto ciò, dicevamo comunque una partita di non facile lettura. Il Parma però dire che ha bisogno di punti è un eufemismo, perché chiaramente è invischiato nettamente nella lotta salvezza. Quindi il Parma ha solo bisogno di punti, non sta giocando male il Parma, no. Viene da 2 pareggi, uno con l'Inter e uno con la Fiorentina, entrambi fuori casa, un calendario di merda il Parma, effettivamente, infatti quello volevo vedere. Ha avuto fino ad ora veramente un calendario di merda e continuerà ad avere un calendario di merda. Lazio, Parma, Como, minchia, e poi c'è l'Empoli, Parma che becca noi alla penultima e Atalanta, Parma, cioè comunque o Parma si salva, fa un miracolo. Come l'avevo messa nella non spoileriamo. No, nella classifica del video mi pare che avevamo retrocessa, terzultimo. Il Parma ha buone possibilità di retrocedere, ragazzi. Non so se c'è qualche tifoso del Parma in live, ma purtroppo guardando il calendario, anche se ti dico che secondo me io nella bolletta pazza ho messo l'X, perché il Parma lo strappa il pareggiola. Secondo me, potrebbe strappare. Anche secondo me. Lo potrebbe strappare il pareggio, ma per i pronostici al contrario e per la bolletta facile, ragazzi, io dirò un X2 naturalmente. È lo stesso cosa abbiamo fatto con la Lazio, naturalmente. E io vi vado a dire che secondo me il Parma il golletto comunque lo può fare. Effettivamente che cazzarola di calendario. È un calendario per complicato. i giocatori, allora a questo punto l'ho citato prima, ti dico Thuram per la Juventus, per il fantacalcio. Avevo già detto settimana scorsa. Peppe non avevo letto, ma scritto se fanno il terzo converrebbe già prenderlo. figli di Thuram. Anche il nipote volendo. Lo tesseriamo noi, facciamo i figli. Mentre per il Parma, che mi dici per il fantacalcio? Per il Parma ti dico no, mangi scucciato Cubani. Mangi cagato. Son. Io invece ti vado a dire, per quanto riguarda il Parma, Dennis Mann, vediamo se ha intenzione di mostrare qualcosa, perché praticamente ha fatto le prime 3-4 partite, poi è morto. E poi vediamo se vuole resuscitare. Il fantacalcio è andato alle stelle come valutazione. E per la Juventus io vado su Kolo Muani. Ma gioca titolare? Sì, almeno lo porta. Almeno lo porta titolare, ma vedremo anche entrando nel secondo tempo comunque ci potrebbe stare. Che si è persa Kolo Muani. Secondo me non lo riscatteranno. Assolutamente. Non lo so, è un po' tosta. Ma se lo fai già prestito secco. È prestito secco, senza diritto, obbligo, niente, non c'è niente. È semplicemente che poi si dovranno... Franci, fai il bravo domenica, scansatevi che siamo stanchi. Che Francesco ti fa Bologna. Sì, no. Francesco ti fa Bologna. No, ma bene per il Bologna, non scansatevi. Chiama Saputo, chiama chi vuoi tu, Francesco. Allora, perché mi sa la classifica? Qua poi dobbiamo qualche piccolo ragionamento in chiave classifica. Allora, prima cosa facciamo un piccolo recap, ragazzi, di quello che abbiamo deciso prima di fare delle considerazioni finali su qualsiasi cosa. Anzi, se avete domande, ragazzi, chiedeteci su qualsiasi cosa, che sia Napoli e qualsiasi altra squadra. Io intanto mi vado prima di fare il recap, ragazzi, io faccio il score, mi vado a giocare la bolletta pazza che quanto viene? Vabbè. Allora non verrà mai presa. Aspetta Peppe, mo ti rispondiamo subito. Non verrà mai presa questa bolletta. Comunque con le mie giocate con €1 allora toccherà a te direttamente che stai scrivendo. Secondo te aspetta. facciamo il recap. Allora io ho messo nella bolletta pazza Lecce Como 1, Roma Verona 1, Empoli Venezia X, Bologna Inter X, Milan Atalanta X, Torino Udinese 1, Cagliari Fiorentina 1, Genoa Lazio 1, Parma Juventus X. €1 di giocata. Non uscirà mai perché non abbiamo messo nessuno. Ne ho meno un 2.
e mi gioco un solo euro. Secondo voi quanto esce? Buttate una cifra. Beh, dice una cifra a caso, dite una cifra a caso. Date una cifra. Intanto io me la gioco, poi voi dite una cifra e io vi dico quanto viene a fine video scopriremo la cifra. Allora, per più di 5.000 alza. Allora ti dico una cosa, che si come dire se vince sta buletta o matrimonio dopo Pavì. Già fai. Però sì, una parte, però una bella parte stava prendendo quasi tutto il ristorante, ce la faccio. Sì. Anzi, nemmeno, beh, facciamo con matrimonio, facciamo per i genitori, e però o viaggio nozze per Yam e Pavì, tutto quanto però. Comunque ragazzi, con un solo euro la bolletta pazza mi viene esattamente di vincita potenziale, esattamente 15.973 euro. 16.000 euro. 15.973 euro. Dovessero uscire tutti questi risultati, penso che mi prendo un mese di ferie. Io penso che dalla mia azienda, tra l'altro, possiamo investire in qualcosa. Comunque la bolletta me la sono giocata. Abbiamo già fatto il recap della bolletta. Puoi fare gli altri recap, perché nel frattempo mi vado a giocare una bolletta molto più semplice, ragazzi, che è la bolletta dei gol. Allora mi sa bollettare i pronostici al contrario. No, che non è segnato. Non le segnali? No. Allora, vabbè. Allora, qua Como segna un gol. Poi Como segna per il gol, abbiamo detto gol Como. Gol Como, poi gol Roma. Aspetta, una cosa dopo. Momento. Andiamo avanti. Gol Roma, gol Empoli, gol Bologna, gol Atalanta. Aspetta, quindi segna l'Atalanta, sì. Gol Toro, gol Torino, quindi segna il Torino. Gol Fiorentina, segna la Fiorentina. Gol Genoa, e che non mi sa niente. No, gol Parma, Gol Parma. E gol Parma, ragazzi. Mi vado a giocare anche questa, sempre un solo euro. Questa qua è molto più stupida, infatti la vincita potenziale è 10 euro. 10 euro diciamo a piano caffè. Esattamente. Perfetto, ok. Per i giocatori facciamo un recap anche ultimo per i recap giocatori. E poi andiamo con la domanda che ha fatto Peppe. Krstovic e Tete Morente per il Lecce, Strefez e Nico Paz per il Como. Per il Napoli abbiamo Neres e Rafa Marin, per il Monza Pereira e Pro. Per la Roma Pellegrini con Verona, colpo di testa di Coppola e una punizione di Ondrej Duda. Empoli Venezia, Grassi Esposito, Ristagno Ellerson per il Venezia. Bologna, Odegaard e Castro, Francesco vedi se ti va bene. Bastoni, Lautaro per l'Inter, Peppe vedi se ti va bene. Milan, Atalanta, Jovic, Ederson e Quadrato e Gabbia per... No, chi cazzo è mise? Calene? Hanno cagnato squadra. Jovic e Gabbia per il Milan, Quadrato ed Ederson per l'Atalanta, il Torino, Casadei e Caramò e Lucca e Attà per l'Udinese, Cagliari, Fiorentina, Kin e Mandragora per la Fiorentina, Zortea e Luvumbo per il Cagliari, Genoa, Vasquez e Minetti, per la Lazio Pedro e Dele Bashiru e per infine, non per ultimo, Dulci Sibundo, Parma, Man e Somm e Colomani e Turà. Questi ragazzi sono, diciamo, sono i nostri consigli del fantacalcio. Speriamo di beccarne qualcuno, come abbiamo fatto anche nella settimana scorsa. Allora, Peppe chiedeva, secondo voi il Milan è ancora in corsa per lo scudetto? Dico per la stagione 2030-2031. Un po' cattivello, Giuseppe, un po' cattivello. Si vede che sei interista. Naturalmente, allora, però questa è una bella domanda, cioè al di là, insomma, al di là della battuta, il Milan, da quando può tornare in corsa in maniera importante? Dall'anno prossimo? Quando ha una dirigenza che sa cosa vuole. Quando licenzia Ibrahimovic. Ma Ibrahimovic già rispetto all'anno, cioè all'inizio dell'anno, già si è ridimensionato, secondo me, come uscite fuori luogo, interviste fuori luogo, stronzate dette. Quando avranno una quadra dirigenziale, prenderanno un direttore sportivo fatto con i controcoglioni, un allenatore giusto per il progetto che vogliono fare, allora lì ti dico, il Milan può costruire qualcosa per vincere. Sì, diciamo che in realtà secondo me ci stanno comunque tendenzialmente già lavorando, perché se come dicono, come pare, vanno a prendere Tare,
faccio pure la riga, vanno a prendere Tare come dirigente, vuol dire che cambierà già qualcosa molto da quest'estate, perché se fai un'operazione del genere, penso che metti un poco a sedere in un angolo Ibrahimo e ci dici guarda, stai calmo, fai l'ambassador, le cose, fai i cazzi tuoi, ma non rompere caratterialmente Tare non è tanto duce sale. Ma no, ma tu vai a prendere un dirigente che comunque ha lavorato veramente bene alla Lazio, quindi ci sta. Secondo me, se poi fanno delle situazioni giuste, bisogna vedere, secondo me bisogna vedere chi venderanno, chi vorrà andarsene e chi vorrà restare. Io credo che Teo Hernandez se ne andrà. Megnan, non sono così sicuro. Di Teo? Ma là non è un solo... Chi lo prende? Questa è la vera domanda, perché non lo so, però il valore assoluto del giocatore non si discute. Io non parlo del giocatore, io parlo della persona. Appunto. Perciò parlo della persona. Ma lo stesso discorso anche di Osimhen, per esempio. Osimhen, secondo te perché non ha avuto mercato l'anno scorso? Perché Osimhen di testa è scemo. Esatto, è esattamente quello che Peppe ha scritto, esattamente quello che pensavo. Costa troppo per quanti problemi porta. Appunto. Perché sostanzialmente questo è la stessa cosa simile e Osimhen, ma Osimhen la differenza rispetto a un attaccante e un difensore. Ma a parte questo, Osimhen rispetto a Teo Hernandez è vero che è una capecazzo, perché è una capecazzo, aiuto, dicete l'abolito come una capecazzo, però diciamo a livello di quando va in campo fa in realtà sempre il suo, cioè questa è la differenza, mentre Teo Hernandez spesso e volentieri si perde la via, per essere proprio chiari. Allora, mentre Osimhen segno aiuto, io da dirigente, se fossi io il dirigente, per i problemi che mi dà Teo Hernandez anche in campo, perché molte volte in campo gioca, quest'anno ha giocato svogliato, se stato pure Leao. Però Leao, se tu lo metti qualcuno vicino, tipo un Conte, che gli dici tu devi fare questo e questo. Quindi stai dicendo che Conte va al Milan? Ma assolutamente no, Conte rimane a Napoli, sicuramente per l'anno prossimo il Conte rimarrà a Napoli, poi si vedrà l'anno prossimo. Vedremo, perché un anno essere, ma non credo. Vedremo a giugno. Mi sembra strano. Una stronzata. No, ma anche perché lasci un progetto così che sta iniziando. Vedi, ecco, il progetto del Napoli, se il Milan vuole ritornare ad essere il Milan, deve fare un progetto che non sia uguale a quello del Napoli, ma che sia in impronta a come sta facendo adesso il problema mi attacco un attimo a questo discorso, perché il problema grosso delle grandi squadre, a cui ormai io inserisco anche il Napoli, diciamo, nel discorso di grandi squadre, perché si fa sempre difficoltà a parlare del Napoli come una grande squadra, una grande società. Come grande società naturalmente ha ancora tanti passi da fare, lo sappiamo benissimo, però ormai è ai vertici del calcio italiano da tanto tempo. Il problema è che le grandi squadre hanno spesso difficoltà a fare appunto a far partire dei progetti a lungo termine. Vedi per esempio con la Juventus. Il Milan lo stava facendo con Pioli e poi per vari problemi societari ha mandato tutto a puttane. L'Inter in realtà lo sta facendo con Simone Inzaghi, dopo appunto anche dopo Conte. L'Inter se riesce a vincere la Champions, l'Inter io credo che chiude il ciclo e Inzaghi dice se dovesse fare quello che ho dovuto. Se dovesse fare, mi permetto di dire, questo piccolo miracolo, perché l'Inter è fortissima, ma se vince la Champions con determinati giocatori che hai, fai un piccolo miracolo. Assolutamente. Cioè, non c'è nulla da dire. Assolutamente. Secondo voi è più probabile che Conte resti con la vittoria allo scudetto o senza? O credete non influisca affatto? No, io credo che resti a prescindere. Io credo che non influisca la cosa. Allora, per quello che ho percepito da tifoso, è che ci sia un progetto di almeno un paio d'anni, minimo 2 anni, o anche perché altrimenti io mi devo, a parte, per carità, ci possono essere tanti problemi anche spesso tra allenatore e presidente, lo sappiamo, sono stati anche negli anni passati con altri allenatori, sappiamo tutti che De Laurentiis non è una persona semplice con cui avere a che fare. Però Conte è sempre stata una persona diciamo di parola e a cui credere. Se tu in più conferenze per 6-7 mesi di fila hai detto io sono venuto qua con la speranza di poter stare, comunque pensando di stare tanto tempo, e te ne vai dopo un anno, mi sembra un po' una presa per il culo. Mi sembra strano che un allenatore come Conte faccia questo. Questo dico, però per io già mi sono meravigliato del Napoli di Spalletti. Io pensavo che Spalletti restasse anche un solo anno, perché per la squadra che aveva Spalletti e per il gioco che aveva dato Spalletti alla squadra, quella squadra era europea. Quindi io pensavo che ok, abbiamo vinto il campionato, cerchiamo di fare qualcosa anche in Europa. Poi se n'è andato e va bene. Io credo che Conte resti qualora vincesse anche lo scudetto,
perché lui di suo carattere, secondo me, mo che sarà cagacazzo, sarà una rottura di palle come persona, che vuole comunque le cose fatte in un certo modo, deve migliorare anche se stesso. Sì, in effetti sì, Peppe, sì. Che cosa? L'avevi già fatto qualcosa in Europa. Sì, in effetti se il Milan non rubava le 2 semifinali, i due quarti di Champions, potevi migliorare. Per una squadra che aveva un'impronta molto europea, Spalletti poteva migliorare. Poi se n'è andato, perfetto, non è un problema. Là forse si era arrivato al culmine. Conte è se stesso che poi deve migliorare. Io quello penso che Spalletti abbia lasciato per una serie di motivi, sicuramente anche personali, perché sono sicuro che ci sono stati problemi personali con De Laurentiis. Sicuro, quello si era capito già. Si è capito. Però ha lasciato pure perché comunque, secondo me, questo poi tutti quanti possono avere il proprio pensiero. Il mio pensiero è che al di là dei problemi personali, vincere il campionato in quel modo, nonostante tu non abbia fatto chissà che in Champions, chissà che è relativo, in realtà l'hai fatto perché sei arrivato ai quarti, non c'eravamo mai arrivati ai quarti di Champions noi nella vita, con 2 partite ai quarti finali totalmente rubate dal Milan per tanti motivi, ma lasciamo stare perché sennò qua veniamo additati sempre come complottisti e lasciamo perdere. In realtà secondo me dopo quel campionato ti viene di lasciare, perché sportivamente tu quel campionato l'hai distrutto, sai che non puoi fare diversamente. Secondo me lui da sportivo ha detto io lascio con una vittoria fragorosa. Sai perché accetto ma non condivido? Allora a quel punto il Liverpool di Klopp che doveva fare? Klopp se ne doveva andare dopo 2 anni. Klopp che doveva fare? Sono d'accordo, però così le società non cresceranno mai. Aspetta, sono d'accordo. Il problema, ma noi, quando dico il Napoli è una grande squadra, ma non è ancora una grande società, e allora l'Atalanta che doveva fare? Gasperini dopo 8 anni vinceva l'Europa League, doveva andarsene. Aspetta, ma è diverso perché l'Atalanta è una società che per il momento lavora sempre allo stesso modo. Vende i giocatori migliori, acquista dei giovani interessanti, Gasperini la fa rendere e si ricomincia, almeno fino ad ora, poi bisogna vedere cosa può fare. Il problema, quello che io mi pongo è come puoi avere una continuità di risultati e di prestazioni se ogni volta che tu arrivi a vincere un campionato o una coppa lasci perché quello è quello che puoi fare? Aspetta, ma questa è una domanda che si deve porre alla società e la società non voleva fare. Io me la pongo anche da tifoso perché noi stiamo parlando di delle scelte fatte da degli allenatori che non potevano dare di più con quella squadra. Non ne aveva, secondo me. Non ho detto che non potevano dare di più, ma io sto dicendo che se l'allenatore decide di andarsene, la società ci può fare poco. E a quel punto, quello sì. E quello sto dicendo. Io sto dicendo che da parte dell'allenatore, a parte i problemi personali con De Laurentiis, che come sta scrivendo Peppe, c'è poco da fare. De Laurentiis è il migliore sotto certi punti di vista e il peggiore sotto altri, e ne siamo altamente consapevoli. Ma infatti, scusami, Chiosa, una parentesi, l'anno scorso è stato un anno di merda perché De Laurentiis si è messo un po' troppo in mezzo a fare decisioni che non dovevano aspettare a lui. E anche lì io ho delle idee che adesso magari vi dico, di cui abbiamo sicuramente già parlato, però stavo dicendo il problema è che Napoli sta cercando di diventare una grande società, ok? Dal mio punto di vista, perché comunque De Laurentiis con tutti i suoi problemi, tutte le sue cose, sta cercando di capire dove cazzo fare sto centro sportivo, perché dice, ma De Laurentiis non lo può fare, è pur vero, cioè chi non è di Napoli, cioè venite qua e andate a parlare con i comuni, per cortesia, andate a parlare con le amministrazioni pubbliche e vedete quali sono i problemi, perché De Laurentiis sicuramente ha tanti problemi e sicuramente ha tanti problemi anche di, come dire, di relazione con le persone, anche il modo di porsi, e su questo nessuno dice assolutamente che non sia vero e che non è così, ma andate a parlare col comune di Napoli, con i vari sottocomuni eccetera eccetera, cioè sono veramente tarantelle, quindi questo è il motivo per cui io dico che purtroppo ci vuole tempo a Napoli. Il problema è che il Napoli sta cercando di diventare una grande società, il Napoli De Laurentiis voleva dare assolutamente continuità con Spalletti se ne è voluto andare, a quel punto purtroppo tu devi risettare. Secondo me lì è successo un problema, è successa una cosa a cui nessuno vuole credere, semplicemente è stato detto che De Laurentiis non voleva prendere un grande allenatore, non voleva spendere i soldi. Allora secondo me semplicemente lui ha contattato migliaia di allenatori, per esagerare. Li ha contattati parecchio. Il mio pensiero è che nessuno è voluto venire per tanti motivi.
può essere perché no, ma pensavano... è stato detto stesso da Laurentiis, Esatto. che Luis Enrique in un certo senso aveva dato il suo benestare a venire, poi ha accettato l'offerta del Paris Saint-Germain. Perché ci sono più soldi naturalmente e si potevano fare diverse cose, ma il discorso è che secondo me c'è stato questo problema e la stagione precedente lui sicuramente non immaginava andasse così male, ma secondo me è stato così presente perché sapeva che sarebbe andata male. Vabbè, Non ha fatto così da male. parafulmine. Bravissimo. Ha fatto da parafulmine. Per quanti problemi possa avere, questa cosa non l'ha detta nessuno, e io non credo sia così assurdo dire che lui ha fatto da totale parafulmine per evitare, insomma, e quindi si è preso praticamente tutte le colpe e si sta vedendo adesso, perché poi ha preso Conte e adesso De Laurentiis lo sentite, lo vedete, si sente solo quando si parla naturalmente del centro sportivo, quando si parla di determinate cose che riguardano il presidente. Quindi vediamo se Colletano, nonostante ormai prende vecchia, insomma, se effettivamente matura un po'. Conte difficilmente, credo di no, perché è stato presentato a giugno-luglio come il manager per costruire un progetto a lungo termine. Non posso pensare che dopo un anno questo prende e se ne va, appunto, pure con lo scudetto vinto. Esattamente. Detto questo, e ricollegandomi al discorso che facevo prima, il Napoli solitamente è una società che fa dei progetti di almeno 3 anni, quindi a meno che l'allenatore non se ne vuole andare prima per motivi suoi, e sempre se se ne può andare perché Spalletti in teoria non se ne poteva andare, in teoria non se ne poteva andare. Là è stata una situazione un po' strana in cui De Laurentiis sicuramente ha gestito male, questo lo sappiamo, ma in realtà Spalletti se ne voleva già andare perché la gente dice che quello se n'è andato perché ha ricevuto la pecqua, ma che gli pigliava il culo, cortesia. Cioè, ma che significa? Già aveva deciso, probabilmente magari c'era già una anche perché non è che il rinnovo o il discorso di rinnovare o il discorso di restare in una società viene fatto a marzo-aprile, viene fatto prima. Credo che già prima se ne sapesse di queste cose. Ragazzi, le vere intenzioni di Adriano si vedranno a fine campionato. Se Conte rimane vuol dire si vuole crescere. Allora è chiaro che sulla prima parte sono d'accordo che le vere intenzioni si vedranno a fine anno. Sulla seconda parte in grossa parte sono in disaccordo, nel senso che dipende dal motivo per cui eventualmente Conte nel caso vada via, perché ripeto, se è Conte che se ne vuole andare per motivi suoi, come faccio a dire la società non ha voglia di crescere? Cioè, quello se ne vuole andare. No, tu che fai? Te lo sposto su un altro argomento. Cioè, che fa? Lo minacci? No, lo sposto. Quella è una decisione dell'allenatore. Però se tu fai lo stesso mercato come se ci fosse Conte come allenatore del Napoli e Conte non è più l'allenatore del Napoli, a quel punto gli dico il Napoli vuole crescere e dai uno smacco a quella tipologia di allenatore che vuole, almeno così si dice, che vuole determinati giocatori. Ma è quello che io voglio non vedere. Gli dai l'alibi, ragazzi, al di là là capisci se vuoi crescere, al di là dell'allenatore è quello che bisogna vedere. Poi è chiaro che io preferisco Arresti Conte, anche perché i soldi bene o male in teoria ci sono. Poi quello che io cerco di dire dal mio personalissimo punto di vista, perché dico che per me la società Calcio Napoli, a parte che in 20 anni ha fatto dei passi da gigante, ragazzi, nell'era De Laurentiis, sono tutti i difetti che può avere, passi da gigante, non abbiamo mai avuto una società del genere, non abbiamo mai avuto risultati del genere, ragazzi, nemmeno con Maradona, che è stata un'epoca straordinaria quegli anni di Maradona, ma per tantissimi motivi, ma la società come si dice, per la sanezza, per quanto è sana la società e per quanto tempo è sana e per quanto tempo noi diciamo, riusciamo a raggiungere determinati risultati che non sempre e vince, anzi quasi mai, mi rendo conto, però qualche trofeo è stato vinto. Ragazzi, non ci dimentichiamo che siamo stati 14 anni consecutivi in Europa. Esattamente, ma prima di quei 20 anni, come piace spesso a volte in maniera un po' troppo ricordare a De Laurentiis, la società Calcio Napoli ha avuto sempre tanti problemi. Ferlaino ha portato Napoli, ma Ferlaino ha portato anche al fallimento del Napoli. Attenzione, noi parliamo allora. Non ci dimentichiamo una cosa: il Napoli non è una squadra che per autonomasia è una squadra top in Italia. Il Napoli ha avuto quella decina di anni con Maradona, 8-9 anni, no, anche dopo, diciamo, che si è tenuta sui livelli alti della Serie A. Ma nella nostra storia non abbiamo mai avuto un blasone
tipico, ma ce l'abbiamo da 14 anni a questa parte. 14-15 anni a questa parte. Neanche del Parma o della Lazio. Ok, che ai primi anni, negli anni 90, anni 2000 erano fortissime europee. 15 anni fa no. Adesso ce l'abbiamo anche di più perché siamo più conosciuti per vari motivi. Adesso sì, risultati, ma perché l'hai fatto con un progetto a lungo termine, ventennale, dal 2004, mettiamo dal 2007, da quando siamo ritornati in Serie A, ad oggi, è un progetto che andrà avanti. L'unica cosa è che... no, niente, che no, io volevo solo aggiungere il fatto della crescita della società, ragazzi. Vabbè, dai, con l'acquisto di Aronica il Napoli ha preso il blasone della squadra europea. Aronica, secondo me, più con Grava, ragazzi. Allora, in porto avevamo De Santis, Aronica, Cannavaro, Campagnaro, Gargano, Pazienza, Maggio, Dossena, Lavezzi, Cavani, Amsic. Solo l'attacco si può sentire. Mamma mia. Conti è una persona seria anche se gli Juventino dentro, ma se le parole vengono insieme fatte al momento del contratto Conte rispetto alla parola data, però la vedo un po' nera, una DL, speriamo bene. Ma non lo so, secondo me è tutto da vedere. Io credo che Walter Gargano. Volevo dire, perché mi dimentico, per quanto volevo chiudere l'ultima parentesi velocemente su quanto riguarda la crescita della società, per me un segnale importantissimo, perché penso sono le due cose che mancano totalmente al Napoli per diventare una società top in Italia. Ci sono dei segnali positivi. Se non lo dici lo aggiungo io dopo. Vai. Ok, prima cosa è il centro sportivo, perché il centro sportivo era uno dei problemi, momentaneamente problemi del Napoli, perché Castelvolturno non è all'altezza di una grande società, lo sappiamo tutti, è inutile dire cazzate, è inutile girarci intorno, e De Laurentiis, cercando di rimediare a questa cosa, pare che dai progetti che trapelano lui vuole fare una cosa stile, per capirci, Manchester City, comunque grande società, con i campi e tutto. Secondo me questa cosa qua è un progetto che è stato stilato con l'arrivo di Conte. Assolutamente perché sì. Conte l'ha richiesto. Ma è giusto, perché il grande allenatore viene e dice: guarda, sto centro fa cagare, Cam fa. E lui capisce, magari l'imprenditore capisce, ma in realtà l'imprenditore capisce pure che se fa un centro con i controcazzi, in realtà a lungo termine lui c'ha il ricavo, perché è logico per tanti motivi. Seconda cosa, naturalmente, lo stadio, e qui ritorniamo ai problemi del comune, di parlare con l'amministrazione pubblica, perché sicuramente De Laurentiis vuole vedere molto i cazzi suoi, questo lo so. Però il comune di Napoli pure rompe i coglioni, loro e sto cazzo di stare fuori rotta, che chissà che cazzo ne vogliono fare. Perché lì sarebbe una cosa, anche perché deve essere messo a norma poi per gli europei, tra l'altro, sì, vogliamo partecipare come stadio agli europei, lo vedremo. Questi sono secondo me 2 punti, non so se tu ne io ti metto anche il terzo, che però a livello societario, a livello di immagine più che altro. Vedi l'Inter che ha Zanetti. Questo si manca. Io prenderei un giocatore immagine del Napoli, anche dell'ultimo Napoli, e ti faccio un nome e spero che lo sia, Mertens. Ma magari. E spero che lo sia, un giocatore che possa fare anche da raccordo tra città, squadra, società. Allora, il sogno, ciao Aldo, buongiorno a te. Il sogno per me è che il 6 giugno Mertens arriva e gli danno la cittadinanza e che c'è questo, diciamo, annuncio, insomma, che lui farà parte della, cioè uno come Mertens, che lo vedi come figura Javier Zanetti, oppure anche Amsic, per l'amor di Dio, che secondo me Amsic è stato fatto l'anno scorso, è stato fatto è lui che non vuole, per il momento. È lui che non è voluto, ma io Mertens lo vedo più di Amsic, ma come immagine che dà, cioè uno, io infatti che lo vedo più come, in realtà Mertens lo vedo più come ambassador, nel senso proprio elegante all'interno societario, e magari però anche elegante fra squadra, società, tifosi, città. Ma assolutamente quello ti manca. Ci manca qualche figura del genere nella società, sono assolutamente d'accordo. È troppo gerarchica la cosa nel Napoli, è molto feudale, tra virgolette. È una società comunque un po' gestione familiare ancora, per quanto faccia ridere dirlo, ma è così. Ma posso dire che è giusto? Anche se comunque lui, De Laurentiis, diciamo bene o male, comunque adesso la società è molto più strutturata rispetto all'anno scorso, ha preso più persone e comunque sta dando poi i giusti ruoli alle persone. Ad esempio la figlia che sta lavorando sull'immagine del club, ragazzi, bisogna solo alzare le mani. Valentina De Laurentiis ha fatto un paio di miracoli negli ultimi 2 anni. Tanta roba.
e anche il cambio del logo, che non Tanta era una roba. cosa, ragazzi, lo stemma del Napoli è una cosa delicata su cui lavorare, attenzione per come siamo fatti noi. Ma il Napoli ancora non ha tesserato il figlio di Mertens, che cosa vergognosa, sono d'accordo. Che cosa? Non ha tesserato ancora il figlio di Mertens. Potesse Effettivamente hai ragione, Giuseppe, cioè, secondo me... piccolo, Allora che si quando chiama è- Ciro, come fa? Ciro Mertens è il prossimo attaccante del Napoli. Mamma mia, guarda, se succede una cosa del genere, penso Ciro, poi dopo- fra 20 anni vedremo Ciro Mertens cioè, giocare dopo con posso il anche Napoli. morire Mamma mia, felice. che bella cosa. Ma sicuro sarà così. Sicuro entrerà nelle giovanili. Comunque, penso che possiamo chiudere. Che ne pensi, ragazzi? Chiudiamo qui la nostra puntata di pronostici al contrario, con bolletta pazza, con consigli fantacalcio, con cazzate varie e qualsiasi cosa. Spero che vi siate divertiti ad ascoltarci, ragazzi, come sempre. Noi ci vediamo alla prossima puntata di Calcio Espresso, che sarà il post partita di Vedremo Monza-Napoli. come organizzarci. Vedremo come e quando, ragazzi. Come qua. Perché siamo tutti e due fuori Napoli. Esatto, quindi alla peggio io vi diciamo che verrà fatto con molto ritardo, eventualmente martedì, Parliamo, e ecco. non fa niente, facciamo un po' Parliamo una live in cui cose. facciamo due chiacchiere. Quindi vi aggiorniamo su questa cosa, vi aggiorniamo naturalmente magari sui nostri social, sul gruppo Telegram, che chiunque Seguiteci. vuole inserirsi lo può fare. Magari lasciate like, ragazzi, commentate, scrivete. Buona Pasqua a tutti. Infatti, buon venerdì santo, buon sabato santo, buona Pasquetta, buona Pasqua. Magnate, scassate, magnate poco casatiello. E noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ragazzi. Ok, vabbè.